Avevano minacciato 4 minori, per lo più loro coetanei, derubandoli di una catenina poi rivenduta al compro-oro. Una rapina a mano armata in pieno centro storico, in piazza San Lorenzo a Vicenza, quella che gli 8 ragazzini avevano messo a segno il 20 gennaio con una pistola poi rivelatasi finta. I componenti della baby gang sono stati individuati dai carabinieri di Vicenza, che hanno eseguito perquisizioni domiciliari a carico dei ragazzi, disposte dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia e da quella ordinaria di Vicenza, trovando 2 pistole giocattolo, una delle quali utilizzata per la rapina, gli abiti indossati al momento dei fatti, coltelli e spray al peperoncino. È stata un'attività condotta nelle immediatezze attraverso chiaramente un esame dei sistemi di videosorveglianza della città, attraverso un'opera, come dire, anche di analisi dei social network, l'individuazione anche dei gruppi di ragazzi che gravitano costantemente nel fine settimana. È chiaro che dobbiamo sottolineare come questi siano comunque episodi sporadici, che insomma noi abbiamo piena fiducia nei giovani vicentini. Secondo le indagini si tratta di un gruppo affiatato e ben organizzato che potrebbe essersi reso responsabile di altri episodi. Invitiamo coloro i quali dovessero essere state vittime di eventuali rapine che a noi non sono note, di comunicarcelo, di segnalarcelo, perché noi siamo a disposizione appunto per fare la piena luce su questi episodi. E intanto il coinvolgimento di giovanissimi apre la via ad una riflessione ad ampio spettro. Occorre fare una riflessione più ampia e quindi domandarsi in questo caso quale messaggio possiamo lanciare a livello anche sociale.